Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, scusate gli occhiali, ma purtroppo a causa dell'incidente che ho avuto qualche mese fa, la vista sta ancora recuperando, ma lentamente, quindi ogni tanto devo usare anch'io sistemi di emergenza per poter vedere, leggere soprattutto. Buongiorno comunque, buon sabato a voi. Io sono contento, sono molto contento di fare questo momento. Sono all'estero per lavoro e per sistemare la burocrazia che c'è ovviamente dappertutto, quindi bilanci, banche, cose, tutte le cose da sistemare. E si cerca sempre almeno cerco sempre di avere un momento per fare qualcosa anche per me, certo, per sistemare l'azienda e per proseguire i piccoli passi, piccoli ma grandi passi che si fanno anche con Umanitaria Padana, con l'ACP, dopo, con altre, perché sono piccole cose incastrate una sull'altra, piccoli mattoncini che vanno tutti nella stessa direzione, quello di fare qualcosa di buono, di dare una parte della nostra esperienza a un fine superiore. E l'umanitaria padana, l'umanitaria in questo caso il fine superiore ce l'ha ben chiaro dal primo giorno, dal primo minuto, dalla prima ora, tanti anni fa. E stamattina mi stavo rileggendo gli aiuti che ogni anno si fanno, sul sito ci sono, si può cliccare, scaricare il file PDF e vedere una sintesi, perché una relazione di ogni singolo aiuto, io so quanto lavoro fanno Sara, l'ufficio, a parte i volontari che si fanno molte volte, che fanno una grande, diciamo, usiamo termini più eleganti, fanno una grande fatica, un grande sforzo per portare in alcuni momenti o per suddividere i carichi quando capitano in modo coerente e come lo vuole chi trasporta e come lo vuole la missione, come lo vuole ricevere la missione dove sta andando quel materiale. Quindi i volontari a volte veramente fanno, anzi, sempre fanno un super lavoro. È quella parte che molte volte sottovalutiamo perché la vediamo come una parte importante, sì, ma come si dice la stessa cosa di tutte le pratiche che si fanno in ufficio, no? Tutte le conversazioni telefoniche, magari per arrivare al contatto giusto, alla persona giusta, alla verifica giusta. È tutto, sì, è importante, ma è più importante il magazzino in questo caso, no? Poi si va in magazzino, sì, è importante il magazzino, ma l'ufficio se non fa le carte, le bolle, i report, non si va. Poi si va in ufficio e si dice sì, sì, ma quelli dell'aereo, quelli del camion, se non arrivano all'ora giusta, quindi tutti siamo parte fondamentale di un progetto forse più grande di noi. Da soli non ce la faremmo sicuramente. E l'unione che c'è in umanitaria è qualcosa di... è da vedere, da vivere una volta almeno. Le donazioni. Stavo trascurando una parte importante, ma la tenevo per ultima apposta. Non voglio che pensate o che pensiate che la trascuro questa parte fondamentale. La sottovalutavo anch'io, perché io vedevo molto pratico un bel bancale di pompe piuttosto che un bel bancale di quadri elettrici o 300-400 kg di cavi elettrici per portare la corrente da qualche parte o tubi, curve, raccorderia idraulica per fare una pompa da qualche parte, fare un sistema idraulico o portare l'acqua in qualche parte. L'ho detto già altre volte, Sara che è bravissima a fare, ma anche a spiegarmi. Io sono molto pratico, sempre stato uno estremamente pratico. E me lo spiegò in modo molto semplice perché io non sono molto attaccato, non sono attaccato al denaro come motivo per fare le cose. Sì, servono, quindi un fine per arrivare a, ma non sono il motivo per, non sono mai il motivo per
fare qualcosa. Non è che io faccio una cosa solo perché so che guadagno 100 euro. No. I 100 euro lì arrivano lo stesso, ma c'è il motore che funziona, che dà tante cose in più, che fa cose diverse, che magari valgono anche di più di quei 100 euro spesi o guadagnati. Questo è il motivo. È un po' complicato da spiegare come funziona la mia testa ultimamente, soprattutto. Ma questa cosa è fondamentale. Sara me lo spiegò, dice, gli stessi soldi che noi inviamo alla missione X dopo aver fatto tutti i controlli, dopo che si sa che la persona che ce l'ha è di fiducia, dopo che si sa che c'è una missione che sta lavorando per la popolazione di quel luogo, si sottovaluta. Fu anche molto criticata tanti anni fa questa decisione, ma venne ben spiegata e ben capita poi, ben compresa. Perché se io faccio in modo che in un luogo remoto riusciamo a mandare i fondi per un pulmino per portare i bambini a scuola, per esempio, o i fondi che servono per completare un prelevamento dell'acqua dal terreno, quindi acqua pulita, acqua da bere per quel villaggio. O cose che a noi sembrano banali oggi, no? Noi abbiamo un rubinetto, abbiamo l'acqua in casa. Già io che quest'anno ancora no, non potevo volare fino a poco tempo fa a causa del mio incidente, incidente sul lavoro, non un incidente automobilistico. Ehm, eh, Anche lì in Brasile dove conosco molto, l'acqua, sì, sta arrivando l'acqua di rete nelle case, c'è non sempre come ce l'abbiamo noi, potabile, ma meglio filtrare, meglio controllarla, eccetera, eccetera. E tanti in passato avevano la pompa che andava a pescare magari a 15 metri di profondità, 10-15 metri l'acqua che serviva per il giardino. Non essendoci un sistema fognario decente, c'erano i pozzi e quindi i pozzi dove prelevi l'acqua a pochi metri da un punto dove vanno tutti gli scarichi fognari, l'acqua molte volte non era la più bella del mondo, come odore, come tante cose. Però sono tutte cose che esistono e, e bisogna essere in grado anche di gestirle, analizzarle, vedere come migliorarle in alcuni luoghi dove si può avere una cosa, dove non si può avere o che aiuto si può fare. Magari al posto di fare un sistema di pompaggio dell'acqua in quel punto è meglio fornire 10 biciclette o qualcos'altro. Cioè l'aiuto viene soprattutto mirato molte volte dalle persone che conosciamo in quel luogo. E quindi si riesce davvero a, come abbiamo fatto, e ho partecipato io con ACP e ne sono strafelice, fatto arrivare container con banchi, sedie, armadi, attrezzature scolastiche che qua venivano buttate via. E là erano meglio di tante altre cose che non avevano prima. Quindi tutto ebbe una nuova vita. Certo, abbiamo trovato con la missione Guerrieri per la Pace, era fantastico quel periodo, è fantastico questo periodo, eh, poter dare una parte, poter fare qualcosa. Poter fare qualcosa serve anche, come dicevo, mi ricollego a quello che stavo dicendo, serve anche a fare in modo che certe persone non diventino o non vengano usati, anzi non diventino, non vengano usati come disperati e vengano mandati qui a fare cose diverse da quello che magari volevano fare nella loro vita, al loro paese. E quindi ci troviamo poi il problema qui, che è stato trasferito, qualcuno ci ha guadagnato nel trasporto, nel tragitto, nelle pratiche, in tutte le cose, ci guadagnano dopo con gli aiuti tra virgolette, umanitari, quando invece con un centesimo dello stesso sforzo, quella persona sarebbe felice a casa sua. Aiutiamo i popoli ad aiutarsi e fare in modo che possano studiare, possano decidere
sviluppare la propria area, sviluppare la propria nazione, sviluppare la propria provincia, il proprio paese. Chi di voi, stando bene nel paese dove siete nati, avendo un lavoro nel paese dove siete nati, avendo gli amici, la fidanzata, la moglie, i figli nel paese dove siete nati, decidono dalla sera alla mattina di andarsene a 5.000 chilometri, mollando tutto, per non avere niente e ricominciare da capo. Queste fantasie ce le raccontano ancora, ci provano ancora a raccontarcele, ma non sono proprio così. Quindi aiutare anche in alcuni casi economicamente, quindi sul posto hai la persona di fiducia, sul posto ti viene portato, dal posto ti viene portato il progetto X di quel momento e noi si decide grazie alle donazioni. Qui torniamo in ballo noi, tornate in ballo voi, con me, con tutti. Torniamo tutti in ballo in questa grande partita, eh? È il momento del mondiale, siamo quasi alla fine, fortunatamente. Ehm, ma siamo tutti in questa grande, grande partita, no? Siamo o dalla parte o da una parte o dall'altra, insomma, ecco. E in questo caso l'aiuto è importante. Sito internet, intanto che vi spiego, intanto che vi racconto, anzi più che vi spiego, vi racconto, intanto che vi racconto, vi do il sito internet umanitariapadana.net, umanitariapadana.net. Potete farlo anche adesso, mentre state ascoltando e sopportando me. Eh, questa, questo sito è il sito dell'associazione. Trovate, me li stavo leggendo ed è un piacere sapere, quando leggi questi report, vedere fotografie, tutti i sorrisi, questa è un'altra cosa che è devastante nei paesi che andiamo ad aiutare. I bambini che noi andiamo lì perché non hanno niente, no? Magari andiamo lì perché portiamo l'acqua, facciamo in modo che qualcuno gli porti l'acqua, non portiamo l'acqua. Ehm, Facciamo in modo che ci sia il furgoncino che li porta a scuola, facciamo sì che ci siano i banchi, le sedie, tutto quello che serve, facciamo sì che ci sia la piccola officina dove si possono fare i corsi di formazione per i ragazzi per insegnargli un mestiere. Bellissimo. O facciamo sì che ci siano i piccoli fondi che servono per gli operai per costruire un qualcosa che serve alla comunità. Questo è fare. Questo è il fare che diciamo noi. Cose concrete, piccoli passi concreti, tutti nella stessa direzione. Il sorriso. Spesso capita, andiamo in questi posti o ci arrivano le fotografie ovviamente di una missione portata a termine, quindi ci arrivano le fotografie, i reportage, l'impianto che funziona, no? Penso all'impianto di pompaggio che funziona, piuttosto che la stanza, l'officina completa, o tante tante cose, o i box consegnati. Certo, si vede la gru con i box che consegna dei mini container abitativi, magari per fare qualcosa. Si riescono a fare cose meravigliose. Quello che è l'ingrediente fondamentale, e lo si vede dai bambini piccoli agli adulti, alle nonne che ci sono ancora lì, sono i sorrisi. E tu pensi, no? Sì, se gli abbiamo mai portato un aiuto perché non c'hanno niente, gli ho dato 10 euro di donazione per quella missione specifica, perché là non hanno niente e ridono. Cosa ridono? Cosa c'hanno da ridere? Quella felicità lì bisognerebbe viverla una volta. Quella felicità lì è contagiosissima, è più contagiosa di tante schifezze che ci raccontano. Quella felicità permette di fare tante cose, permette di trasmettere tante cose. Il bene che arriva da quei sorrisi è 100 volte, 1000 volte quello che si vede in una fotografia. Quindi quel sorriso è il motivo per cui siamo qua tutti, per cui siamo qui tutti. Certo, noi interveniamo dove c'è un problema. Pensate al Venezuela, adesso che problema gigantesco ha. Il presidente del Venezuela ha chiesto all'Inghilterra, a Re Carlo III,
di restituire, anche qui lasciamo perdere, non commento, perché avrei altre idee. Il governo ha chiesto all'Inghilterra di restituire l'oro di Stato perché? Perché devono salvare vite, devono ricostruire dopo il terremoto devastante che c'è stato recentemente, pochi giorni fa, tra l'altro. E quindi stanno andando oltre a chiedere aiuto, stanno andando oltre. Questi messaggi sono messaggi pazzeschi, di una potenza incredibile. Dateci la possibilità di riavere i nostri soldi, di riavere le nostre risorse per poter fare da soli. Venezuela è uno degli stati eh, geograficamente no, ma fisicamente più ricchi a livello di risorse, per vari motivi che non è mio compito descrivere in questo momento, soprattutto andare in una direzione sbagliata. Mi piace, sono un curioso, quindi mi piace molto andare a guardare il perché delle cose. E, forse per quello che sono qui in umanitaria, perché inizialmente scavai tanto, mi piacque molto quello che stavamo facendo. Sì, lo stavo facendo anche con la CP in un altro settore, ma qui alla fine salviamo vite, salviamo persone, diamo speranza, diamo possibilità di qualcosa di nuovo, ma soprattutto qualcosa di... non è spiegabile, qualcosa di più. Torno al sito internet perché è importante, siamo agli ultimi minuti, ultimi 6-7 minuti, poi c'è la pubblicità e ci sarà la CP, mi sembra. Aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Facciamo in modo, questa frase dice tutto, questa frase potentissima dice tutto. Aiutiamo i popoli a casa loro. Quindi non facciamoli diventare i disperati che vengono qui a fare gli accattoni o a fare la manovalanza per il malaffare, chiamiamola così. O vengono qui poi ovvio siano arrabbiati con noi, che ci vedono diversi, ricchi, eh? Che non lo siamo. Quindi poi ci troviamo per Milano gente che va in giro col macete o gente che fa disastri dappertutto. Aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Quindi diamo la possibilità a chi conosciamo in quelle zone, alle persone di fiducia in quelle zone, di creare quei momenti anche. In alcuni casi sono stati anche dei corsi di formazione per idraulici, elettricisti, meccanici, donne che devono cucire tessuti. Non mi ricordo quante macchine da cucire, quelle vecchie a pedali, abbiamo insieme fornito all'umanitaria padana da spedire camionate intere di questi aiuti che qui venivano buttati via. E là sono nuova linfa, nuova vita per tante donne che hanno imparato, tra virgolette, a sistemare tante cose, a fare tante cose e perché no? A ricominciare come abbiamo fatto noi dopo la seconda guerra mondiale? Ricostruire e ricominciare, ricostruire e ricominciare e creare un nuovo territorio. Siamo stati bravi, l'abbiamo fatto. Siamo ripartiti da sotto zero, come in tante volte cerchiamo di fare anche noi e si fa. E questa cosa si fa. Si fa semplicemente facendo cosa? Una piccola donazione e lo si fa da dove? Come vi ho detto prima, sito internet umanitariapadana.net, facilissimo, anche dallo smartphone ormai, dal telefono ci si arriva. Ci sono chi siamo, cosa facciamo, qui anche è ben descritto quello che facciamo. Le testimonianze, ci sono, come ho detto, dei file che mi stavo rileggendo perché sono qualcosa di pazzesco per chi come me, come voi, magari hanno già
deciso tempo fa di fare una donazione in un periodo particolare della propria vita e lì possono andare a rivedere, cavolo, quell'anno ho dato un aiuto per quel progetto e vado a vedere, vedo le fotografie di quel progetto, vedo i reportage di quel progetto, vedo che è scritto in modo sintetico cosa è successo grazie anche alla mia piccola goccia che è andata in quel mare lì. È fantastico, ve lo assicuro. Le testimonianze sono importanti. Ci sono poi i contatti, mi raccomando, il nostro ufficio disturbabile. Domani, no, lunedì riceverò eh, info@umanitariapadana.net, umanitariapadana.net. Il numero di telefono è 035 78 2022 e a Cisano in via Manzoni 5 saranno ben felici di sentirvi. Il tasto destro è contornato di rosso, c'è scritto Dona ora, non abbiate paura a cliccarlo, non parte niente in automatico. Si apre semplicemente un ventaglio, ok? Che in questo periodo serve. Rinfresca un po', meno dà l'apparenza di un po' di refrigerio. Eh, Qui possiamo versare il 5 per 1000. Mi raccomando, non costa niente a noi. È necessario che al vostro CAF o al vostro commercialista diciate semplicemente il 5 per 1000 quest'anno ascolto l'Ipodio e lo do all'Umanitaria Padana perché? Perché voglio proprio vedere cosa riescono a fare con questo 5 per 1000. Mm. Noi con questo 5 per 1000 riusciamo a sapere, lo riceviamo dopo molto tempo, dopo un paio d'anni, un anno, 2 anni, 3 anni, non mi ricordo, e io non sono dell'ufficio, queste cose le sa l'ufficio, chiedete all'ufficio magari. Però cosa succede? Noi già a inizio anno prossimo, l'anno prossimo, riusciamo a sapere quanto è stato il 5 per 1000 del 2026 e quindi possiamo programmare. Possiamo dire quando ci arrivano 100 euro vanno lì, 1000 euro vanno là, e chiudiamo quel progetto e si fanno cose meravigliose. Quindi questo non vi costa nulla, dovete solo dire al vostro commercialista o al vostro CAF, voglio donare all'Umanitaria Padana Onlus. I riferimenti ci sono in questa pagina, quindi il codice fiscale, come fare, eccetera. Il modulo è nella vostra dichiarazione. C'è già, anche se non lo usate, c'è già. Per quello che vi dico, usatelo e decidete voi a chi dare il vostro 5 per 1000. Provate a darci una mano e ne avrete soddisfazione, grande soddisfazione. È meraviglioso quello che possiamo fare. Altri 3 modi. Si può fare un bonifico. Abbiamo 2 IBAN. Non ve li elenco perché sono molto lunghi, ma potete copiare e incollarli sulla vostra carta e potete inviarci anche istantaneamente adesso una piccola donazione. Regalatemi una soddisfazione personale, che lunedì mi chiamano e dicono Claudio, dopo la tua trasmissione o durante la tua trasmissione sono arrivati 10 euro. Wow! Ho vinto. No, sto scherzando ovviamente, ma il momento è sempre, ogni momento è sempre importante e si può fare molto. Oppure il conto corrente postale, si può fare un bollettino in posta alla vecchia maniera, io la chiamo 80170350 è il nostro conto corrente postale. In quel caso potete scrivere la causale, ecco, importante anche questa cosa, le poste non ci consegnano più, come facevano una volta, la ricevuta dei bollettini, la copia del vostro bollettino, non ci arriva più. Una volta ci arrivava cartacea, ci arrivavano i pacchi di questi bollettini ed era un lavoro metterli in fila e metterli a posto e potervi ringraziare. Poi ci arrivavano le scansioni dei bollettini, ora nemmeno quelle. Quindi periodicamente riusciamo ad andare a recuperare qualcosa. Quando fate o decidete di fare un bollettino alla nostra associazione, fategli una foto al bollettino perché voi la ricevuta la danno. Fategli una foto e inviatecela in associazione.
Ci apre il cuore sapere che ci sono queste donazioni, ci apre il cuore sapere che avete fatto qualcosa per i nostri progetti. È bello condividere il bene. Non dimenticatelo mai. Io sono qui anche grazie al bene che ho ricevuto, che mi è arrivato, quindi non è spiegabile quello che si può fare insieme, molto di più di quello che pensiamo, anche nei momenti dove pensiamo che lì non posso fare nulla. Teniamoci per mano, passo avanti, guardiamo il progetto che vogliamo aiutare, supportare, sponsorizzare e diamo questo aiuto con 2 modalità, quindi con 2 IBAN, ci sono 2 bonifici, c'è il conto corrente postale, c'è il 5 per 1000. La donazione, ci libera un po' a volte. E qui non parlo di coscienza, ci fa sentire parte di qualcosa di più grande. E in certi momenti, in alcuni momenti serve sentirsi parte di qualcosa. Con questo vi saluto, ci sentiamo alla prossima e aspetto di sapere qualcosa. Aspetto che lunedì l'ufficio mi chiama e mi dice: ragazzo, ma porca miseria, cosa hai combinato ieri in radio? Date anche a me questa soddisfazione, no, sto scherzando ovviamente. È sempre un piacere fare parte di questo grande progetto, fare qualcosa. E noi qui insieme anche a voi facciamo qualcosa di meraviglioso. Un abbraccio a tutti voi, alla prossima. Avete ascoltato